Dopo tanti anni riparte finalmente il cantiere per i lavori dell'asse stradale che migliorerà i collegamenti viari e una migliore accessibilità dal porto di Porto Empedocle alle strade provinciali e viceversa. Dopo 4 anni di fermo, ieri la riconsegna dei lavori alla ditta che provvederà a completare le opere per un costo previsto di euro 5.200.000. Presenti alla riapertura del cantiere i vertici dell'IRSAP con al capo il commissario straordinario, onorevole Maria Grazia Brandara, l'amministrazione comunale di Porto Empedocle con il sindaco Ido Carmina e i rappresentanti dell'azienda. Avevamo preannunciato un paio di mesi fa, ovviamente stiamo parlando di un'opera che è stata bloccata il 1° giugno del 2012 per un impasse giudiziario che è stata ampiamente superata e quindi siamo veramente particolarmente contenti di restituire perché inizieranno oggi i lavori alla collettività questa importante opera. Devo aggiungere, sono particolarmente contenta anche di affidare poi, una volta realizzata quest'opera, al sindaco Ida Carmina, che come dicevo gode della mia stima, ma in ogni caso come sindaco di una città importante come Porto Empedocle, per le rifluenze che potrà avere questa opera sia da un punto di vista ambientale sia da un punto di vista turistico e per lo snellimento che agevolerà per il traffico soprattutto quello estivo. Stiamo cominciando tante cose nuove o che erano in attesa, sembra quasi un po' del nostro arrivo per cominciare, quindi è foriero sicuramente questo inizio di tante cose belle per la nostra comunità e perché evidentemente consentendo lo snellimento del traffico dei mezzi pesanti si avrà una diminuzione dell'impatto ambientale dell'inquinamento, una maggiore fruibilità anche a fini turistici di quelle che sono le nostre meravigliose coste, i nostri splendidi posti, quindi questo non farà che dare un nuovo slancio secondo me anche alle possibilità future della nostra città che stiamo pian piano ricostruendo. Rispetteremo i tempi previsti che sono, mi pare che sono intorno a un anno e mezzo di lavori, questo perché abbiamo firmato la consegna l'altro ieri e penso la prima cosa che faremo è questo ponte, questo imbalcato di ponte. Spero che non ci siano più problemi. Posso dire che adesso riprendono questi lavori che erano stati sospesi e sono l'inizio di una serie di opere che verranno realizzate da parte dell'IRSAP. Alcune le stiamo realizzando nella zona di Termini Imerese, dove con l'accordo di programma stiamo cercando di mitigare l'impatto della dismissione della Fiat. Ulteriori opere per circa 52 milioni di euro le stiamo realizzando un po' in tutta la Sicilia per riprendere tutte le infrastrutture delle varie zone industriali. Su Agrigento abbiamo previsto ulteriori lavori che sono circa 5 gli interventi che verranno effettuati e cercheranno di ridare lustro e vivibilità alla zona industriale, prevalentemente nella zona industriale di Aragona Favara.